Erano soprattutto rifiuti urbani, di gente che invece di consegnare i rifiuti al porta a porta preferisce buttarli via, portarli in giro per il paese e buttarli nel fiume. Incivili. Incivili che avevano gettato rifiuti di ogni tipo nel gretto del fiume. Vestiti, scarpe, piatti, tappeti, sacchi dell'immondizia e addirittura un asse da stiro, come avevamo raccontato ieri nel nostro servizio. Tutto rimosso dopo il primo parziale intervento effettuato l'11 agosto. E già stamattina presto sono stati rimossi tutti i rifiuti, però c'era un problema, perché quelli a sponda fiume si possono raccogliere, quelli dentro il letto del fiume non si potrebbero raccogliere. Bisogna prima parlare con il proprietario del fiume, col genio civile, dopodiché si può provvedere. L'11 di agosto avevamo già fatto la prima rimozione, non quella del fiume perché dovevamo aspettare l'autorizzazione, l'abbiamo chiesto tutto e adesso l'abbiamo fatta, ma l'avevamo già. Dura la reazione del presidente della Savno che promette che scatterà la denuncia penale per danno ambientale appena l'identità del responsabile sarà accertata. Già in atto le indagini. Persone che agiscono in questo modo ce ne sono, continua il presidente. La multa non basta, purtroppo non cambia le loro abitudini. E se abbiamo qualche dato, le posso garantire che passa sul mio tavolo e viene firmato subito l'ordinanza per la multa e anche per la denuncia se serve. Il presidente chiede ai cittadini di segnalare sempre situazioni come queste e lancia un appello. Aiutatemi a sconfiggere questi cretini.